I sindaci del Veneto sono divisi sulla questione delle aperture festive degli esercizi commerciali. Il direttivo dell'ANCI sceglie ufficialmente la linea della legge regionale, ovvero vietare l'apertura indiscriminata la domenica, ma i sindaci veneti chiedono di non essere lasciati soli dal governo e che si decida in fretta la linea nazionale da seguire. Per ognuno di loro la posizione ha sfumature diverse, ma il consiglio direttivo dell'ANCI ha scelto un documento unico. Noi daremo un indirizzo di massima, pensando che, la nostra competenza non possa che seguire l'andamento e la scelta della Regione del Veneto. In fin dei conti, noi siamo sindaci nel Veneto e non possiamo che affidarci al determine e alla legislazione della Regione del Veneto, anche se ci sono grosse perplessità. I controlli, tra l'altro, costano. La polizia municipale nei festivi ha stipendi più alti e poi, contro le eventuali sanzioni, potrebbero essere a loro volta presentato ricorso. Ma ci sono responsabilità e anche conseguenti costi, perché la liberalizzazione in questo caso non riguarda solo il commercio, ma riguarda anche tutti i pubblici esercizi e tutti i pubblici servizi, dal che la vigilanza urbana alle 5 del mattino piuttosto sui bar, piuttosto che sui servizi pubblici ai mercati e via scorrendo alle 3 o alle 4 diventa problematica e un costo non indifferente per i comuni. A Piove di Sacco, per esempio, era stata scelta la linea della Regione nel pieno accordo con gli amministratori della grande distribuzione e le giornate di apertura ben definite. Alla luce del TAR, ora che ha sospeso l'effetto delle ordinanze di chiusura, le regole potrebbero cambiare in corsa. È evidente che questa sentenza del TAR potrebbe riscrivere le regole. Qualora le riscrivesse, cosa che non mi auguro perché sarebbe certamente un impatto negativo per i nostri negozi, ci ritroveremo per definire la strategia da adottare. Se apriranno manderete dei controlli? Assolutamente sì.